Gli straordinari messaggi dall'aldilà di Nadia Toffa. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante. Come sapete, mi interessano molto i messaggi delle anime del purgatorio dall'aldilà e in passato, insomma, vi ho illustrato esperienze di tante persone che hanno ricevuto questi messaggi e il contenuto di questi messaggi, insomma, perché penso che a chi ha perso una persona cara questi messaggi possano infondere la speranza, insomma, che la vita non finisce, ma che continua e che i nostri cari sono sempre accanto a noi. Ebbene, oggi voglio parlarvi degli straordinari messaggi dall'aldilà che ha inviato a sua madre un personaggio molto noto che è venuto a mancare purtroppo qualche anno fa, il 13 agosto del 2019. Stiamo parlando di Nadia Toffa, l'apprezzatissima giornalista delle Iene, tanto amata da tutti, una guerriera, insomma, che non si fermava davanti a nulla pur di difendere i diritti dei più deboli e soprattutto pur di far luce su delle vicende in qualche modo poco chiare e misteriose. Dunque, che cosa è successo? È successo che praticamente qualche giorno dopo la morte di Nadia, che appunto è avvenuta il 13 agosto del 2019, Nadia sarebbe apparsa in sogno ad una signora la quale in passato e attualmente ha delle esperienze di registrazioni metafoniche. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che questa persona a cui sarebbe apparsa in sogno Nadia sente le voci di anime che appunto sono decedute, quindi voci dall'aldilà, in vari modi, ad esempio accendendo una radio. A un certo punto a questa signora capita di sentire e di registrare delle voci che provengono da un'altra dimensione, dall'aldilà. Ora, che cosa è successo? Che Nadia Toffa si sarebbe messa in contatto con questa signora, con una signora, insomma, che ha avuto queste esperienze di voci provenienti dall'aldilà e le avrebbe detto di accendere una radio e di sintonizzarsi su un canale, insomma, su una frequenza di una radio straniera, di una radio inglese, cosa che questa signora ha prontamente eseguito. E che cosa è successo? È successo che a un certo punto questa signora ha avvertito chiaramente una voce che diceva: "Sono qui, Nadia Toffa". Diciamo che, chiaramente grandissimo è stato, lo stupore di questa signora, che poi ha avvertito chiaramente la madre. Ora, che cosa ha detto Nadia Toffa a questa signora e che cosa ha detto successivamente alla madre? Innanzitutto noi dobbiamo capire dove finiscono le anime dei nostri cari una volta trapassate, per capire qual è la loro funzione e il loro stato nell'aldilà. Ed ecco che praticamente in base a quelli che sono i messaggi che sono stati dati dalle anime, insomma, trapassate, si è capito un po' come è strutturato il mondo, sia quello in cui viviamo, sia quello, diciamo così, dell'aldilà. Esiste un piano fisico che è quello dove ci troviamo tutti noi. Qui la vibrazione è la più lenta e la materia è solida e tutto è regolato dal tempo. Poi c'è un piano etereo che è meno denso di quello fisico. Qui inizia il nostro viaggio subito dopo il trapasso.
In questo, piano, appunto quello etereo, si fa il sonno riparatore prima di passare al livello successivo. Il piano astrale è quello dove le anime dei nostri cari trapassati riescono a mettersi in contatto con il mondo dei viventi. Questo livello permette alle anime di trasmetterci tutto il loro amore e di comunicare più facilmente con noi. Qui è dove si risolvono le cose lasciate in sospeso sulla terra. In questo piano le anime vengono aiutate dalle guide spirituali e dalle persone care trapassate precedentemente. Nel piano mentale, invece, le anime imparano il concetto della velocità, cioè sperimentano la possibilità di essere in più posti contemporaneamente. Il piano celestiale è quello più alto, è quello che noi chiamiamo in genere paradiso, la dimora degli angeli. Chi si trova qui è uno spirito molto avanzato. Praticamente ecco il piano, in cui, su cui si concentrano, queste persone che hanno delle esperienze di metafonia è, il piano, astrale. E quindi, praticamente, perché da questo piano appunto che, arrivano le comunicazioni dall'altra dimensione. Che cosa ha, praticamente ha detto Nadia Toffa a questa signora esperta di metafonia e che poi, ha riferito il tutto alla mamma che ha riconosciuto nelle registrazioni di questa signora la voce di sua figlia e, nei messaggi, siccome sono pieni di, in qualche modo, tutta una serie di precisazioni che riguardano e descrizioni che riguardano persone di famiglia e sono cose che potevano, conoscere soltanto le persone della famiglia, di Nadia e sua madre. La signora, appunto, la mamma di Nadia, ha considerato questi messaggi come autentici. Quindi, innanzitutto, da questi messaggi Nadia ha voluto far sapere che continua a seguire le vite dei suoi cari, che non ci abbandona, non ha abbandonato coloro a cui ha voluto bene e al contempo ha detto che sta seguendo il suo cammino evolutivo. Ha parlato di dimensioni diverse, ha parlato del piano astrale dove ha visto e rivisitato la sua vita terrena, ma ha parlato anche dei compiti che ora svolge, compiti di accoglienza di anime che arrivano spesso sconvolte da esperienze traumatiche e in questo appunto la signora Margherita ha detto proprio di riconoscere pienamente sua figlia, perché sua figlia in vita è sempre stata al fianco dei più deboli e ha combattuto contro tutte le ingiustizie. Ecco, in particolare quello che, la signora il messaggio che, ha convinto totalmente la signora della veridicità, di queste apparizioni, riguarda un messaggio che, Nadia Toffa ha dato, circa, la zia defunta. Cioè Nadia Toffa aveva una zia che era la sorella della signora Margherita e questa zia si chiamava Marilena. Questa zia è morta prima che Nadia nascesse, all'età di 21 anni e, chiaramente, non cioè Nadia non l'aveva mai vista. Adesso invece in questi messaggi Nadia ha detto di aver incontrato in quest'altra dimensione, proprio questa, zia Marilena, quindi la sorella della mamma, che era morta a 21 anni e le ha raccontato dei dettagli familiari che nessuno poteva mai sapere, quindi
eh, dalle parole di Nadia emerge che lei ha incontrato sua zia che non ha mai conosciuto e ha rivelato dei dettagli che erano noti soltanto alla signora Margherita, per cui la signora Margherita ha ritenuto questi messaggi di Nadia autentici, oltre ad aver riconosciuto la voce. Inoltre, praticamente, questa signora, la mamma di Nadia Toffa, sostiene di ricevere una risposta ogni qualvolta che chiede qualcosa alla figlia con il pensiero o a voce alta, e dice che praticamente ha avuto ha sentito appunto queste registrazioni con la voce di Nadia, che inizialmente è un fenomeno che si è ripetuto spesso, adesso capita molto molto meno, a una frequenza settimanale, a volte ancora di meno. Ma la cosa che ha lasciato veramente stupita è stata che un episodio molto importante, quando la signora, che era andata a vedere un profilo Instagram di un suo familiare, si è a un certo punto ritrovato di fronte una foto di Nadia Toffa con sotto la scritta "Sono sempre accanto a te", e questo è stato un fenomeno veramente eccezionale. Ma vediamo un attimo che cosa avrebbe invece detto Nadia Toffa, alla signora che ha registrato la sua voce attraverso la metafonesi. E avrebbe detto che le anime dei trapassati hanno dei compiti, quindi devono fare delle cose per poter elevare la loro anima. Quindi Nadia ormai ha portato a termine il suo percorso terreno e ha fatto vedere a questa signora, dopo averla presa per mano, il suo percorso nel mondo spirituale, quindi il cammino che sta compiendo adesso nel mondo spirituale. Questa signora ha potuto constatare come l'anima di Nadia Toffa sia un'anima molto elevata. Quindi Nadia ha tenuto a far sapere che è viva, che sta bene, che non si è dimenticata di tutti noi e dei suoi cari, e che esiste un'altra vita dopo la morte, che loro continuano a esserci sempre accanto e ci amano come hanno sempre fatto. Quindi ecco, qual è il fine della vita terrena? Il fine della vita terrena è che ognuno di noi ha un compito e deve capire il proprio scopo, il motivo per cui è venuto al mondo. Molto spesso abbiamo dei talenti che, diciamo così, mettiamo da parte, seppelliamo, e dobbiamo capire invece quando è il momento migliore per usarli. E quindi cercare il più possibile, anche quando si è sulla terra, di dare voce alla nostra anima. Quindi ecco, diciamo che si tratta quindi di un'esperienza, veramente quella di Nadia, come quella di tante altre anime che comunicano attraverso la metafonia, che lascia veramente senza parole. Ecco, ci auguriamo insomma che questi messaggi abbiano potuto portare sollievo ai suoi familiari e a tutti coloro che hanno perso qualche persona cara, perché ci aiutano a capire che la vita non finisce, che loro sono sempre con noi, e che la vita, come dice Sant'Agostino, non viene tolta ma solo cambiata, e che nell'aldilà continuano ad operare e, e in qualche modo a cercare di perfezionarsi il più possibile per poter essere degni di accedere a quella dimensione superiore che noi chiamiamo paradiso. Bene, carissimi, mi auguro insomma che questa esperienza fatta appunto dalla mamma di Nadia Toffa e
abbia incontrato insomma il vostro interesse, il vostro favore e ricordiamola con i libri, gli insegnamenti, tutto ciò che ci ha lasciato e siamo certi che la nostra Nadia non ci abbandona così, non ci come non ci abbandonano anche tutti i nostri cari che purtroppo non sono qui con noi. Bene, a presto carissimi, santa giornata e santa preghiera.